Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Un buongiorno a tutti amici dell'oroscopo, anche oggi ci facciamo guidare dalle stelle di Radio.0 nelle novità di questo martedì. Partiamo subito dall'Ariete. Con il transito della Luna in Gemelli i vostri pensieri diventeranno più scattanti e luminosi, siete in grado di sbaragliare la concorrenza, metterete a dura prova chi cerca di ostacolarvi in ogni modo, prima o poi dovrà vedersela con voi. Toro, la tranquillità è il vostro obiettivo e per conquistarla siete disponibili anche a più di un compromesso, a patto però di non esagerare. Anche se forse vi mancheranno le parole più adatte, alla fine il messaggio sarà comunque ben recepito. Gemelli, sulla vostra scrivania potrebbe regnare il caos oggi, portato dalla quadratura di Mercurio con Nettuno. Non ritrovare qualcosa ne è la conseguenza. Di sicuro è il caso di riordinare tutto diligentemente, questo vi aiuterà anche a chiarirvi le idee. Cancro, ritagliate alcuni momenti soltanto per voi stessi. Se avete bisogno di un po' di solitudine non c'è niente di male, i familiari capiranno. La doppiezza di qualcuno potrebbe diventare un problema, ma saprete come metterlo subito a tacere. Leone, la luna nell'eclettico segno dei Gemelli porta acqua al vostro mulino, anche se dovrete concludere 1000 faccende ce la farete al meglio. Non avete molto tempo, ma siete ben organizzati e non dimenticherete neppure il minimo dettaglio. Vergine, per via della quadratura lunare vi scontrerete con qualche brutta gatta da pelare, anche se non vorreste proprio averci niente a che fare. Non preoccupatevi troppo, per una situazione ingarbugliata troverete alla fine il bandolo della matassa. Bilancia, unite l'immaginazione e la creatività con il senso pratico se volete raggiungere concreti traguardi e non perdete tempo in voli pindarici. Riceverete uno spunto importante quando meno ve lo aspettate, dovete essere già pronti però subito a catturarlo. Scorpione, alcuni richiami si fanno sentire più forti di altri, ma tocca a voi decidere se ascoltarli o meno, e se fosse il canto ammaliatore delle sirene, mantenete la vostra rotta e la vostra direzione senza farvi distrarre da chi vi vorrebbe incantare. Sagittario, non sopportate l'indecisione e la pedanteria di qualcuno con cui dovete purtroppo collaborare, siete sotto il tiro dell'opposizione lunare. Se non potete proprio dileguarvi, il metodo migliore resta quello di fare buon viso a cattivo gioco. Capricorno, piuttosto che legarvi al dito una vecchia offesa, siate pronti a perdonare, così da creare il balsamo che guarirà anche la vostra ferita. A volte dovreste essere meno timidi e fare il primo passo verso l'altro, anche se questo vi costa uno sforzo. Acquario, prima il dovere e poi il piacere, pur se a volte sarebbe bello fare il contrario, però voi siete ligi alle regole, non osate capovolgerle. Dietro ogni cosa e il rovescio della medaglia, cambiare punto di vista potrebbe ampliare anche le vostre vedute. E chiudiamo con i pesci. Nervosismo e incostanza uniti a qualche circostanza poco favorevole ed ecco che andate totalmente nel pallone e rischiate uno scivolone. La fiducia va conquistata anche a partire dalle piccole cose, cominciate a mettere più ordine in casa. Ed è tutto quindi anche per oggi, amici delle stelle, dall'oroscopo di Radio.0. Ci risentiamo domani ancora con tutte le ultime novità. Intanto una buona giornata a tutti e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0